Eccoci qua cari telespettatori, siamo in diretta con i nostri ospiti, anche qui su richiesta vostra, probabilmente anche di molti addetti ai lavori, parliamo del commercio e del turismo, facciamo un po' un bilancio, molti hanno fatto delle osservazioni, operatori di settore, dicendo che ma è vero o non è vero, siamo usciti dalla crisi, chi segnala un maggior respiro, chi invece non vede contrazioni è costretto ancora a chiudere, insomma vediamo un po' a livello regionale, poi magari anche qualcosa provinciale, cosa è successo in questo periodo di tempo. Con noi non possiamo non avere Massimo Zanon, che è il presidente regionale Confcommercio, con un ruolo adesso anche nel nazionale, quindi un occhio che dovrà gettare anche da Roma, quindi grazie di essere qui con noi, nonché il presidente provinciale Venezia Confcommercio, e ben ritornato l'onnipresente Eddie Sommariva. Onnipresente. ci hanno scritto, sempre presente Eddie Sommariva, Sì. Consigliere delegato di servizio militare faccio. Esatto, Confcommercio Veneto. Questa volta non con le sue ricette, che sono state apprezzate, quindi vi ringraziamo anche delle osservazioni che ci avete portato, eccetera. Vedremo come sempre di migliorarci e di seguirvi nei vostri suggerimenti, ma stavolta parliamo di cose più tecniche anche con Eddie Sommariva. Allora, Presidente, un po' prima a lei la parola per tirare le fila, se è possibile, tenendo conto anche di quanto ha sostenuto a livello nazionale la Confcommercio, quindi segnali di ripresa, e in risposta ne abbiamo avuto un sacco di mail che sono arrivate dicendo ma quali segnali di ripresa? È vero o non è vero? Assolutamente vero che le email erano ben poste. Ah, pensavo fosse il contrario. No. Perché io ritorno dopo un po' di mesi in questa sedia e vi ringrazio dell'invito, perché ho occasione di non parlare solo di dati negativi, ma decisamente non ho la forza per poter dire che tutto funziona alla grande. Anzi, il fatto positivo è che in questo anno, come auspicato già da parecchio tempo, finalmente il segno meno stia sparendo, questo sicuramente in quasi tutti i settori, dico in quasi tutti perché ancora alcuni non lo vedono, ma decisamente quel famoso 2.1 che il nostro Presidente Sangalli ha enunciato, e anche i dati che noi abbiamo dato al mondo dei media, che poi la politica ha mediato a seconda delle convenienze, è un dato che va interpretato e letto nella maniera corretta. Innanzitutto c'è il mondo dell'auto che ha avuto una ripresa dopo molti anni di stagnazione o di calo, che è in positivo, e l'altro dato importante sulla bilancia che pesa per la statistica è quello legato al consumo di energia elettrica, visto che il caldo ha fatto sì che si riprenda a consumare per tentare di raffreddare un po' gli ambienti di lavoro o di vacanza. E la terza cosa positiva, ed è questa la parte su cui noi non possiamo non essere soddisfatti, che il bel tempo ha riportato un po' anche chi poteva meno ad aver la voglia, un minimo di vacanza, un minimo di tempo libero, per cui non possiamo dire che c'è una ripresa che la si sente in ogni famiglia o in ogni impresa. Ci sono alcune caratteristiche, date anche la stagionalità, che possono aver avuto dei vantaggi in questo periodo, ci auguriamo di poterlo raccontare anche nei prossimi 3 mesi, ma nello stesso tempo l'entroterra, le attività più tradizionali, chi è abituato a lavorare non nei momenti di stagionalità fine a se stessi, ma che ha un lavoro di tutto l'anno, sicuramente nella sua registratore di cassa non vede questa grande ripresa. Quindi sono corrette anche le segnalazioni che ci sono state? Assolutamente, io ero in sede quel giorno che stavano dando i dati e guardavo insieme ai miei colleghi se per caso ero fuori di io o se era qualcosa di anomalo. È che quando si fanno le analisi poi si prende il dato quello più importante, ci si dimentica di quello che sono invece le considerazioni. L'altro aspetto è settore industriale, c'è ripresa, ma c'è ripresa ancora oggi solo legata all'esportazione, e questo va benissimo per la bilancia e i pagamenti, ma certamente la persona che non trova lavoro ancora o le imprese che non aumentano il fatturato non possono considerare quello un beneficio. È tutto utile, si spera che continui, ancora oggi non possiamo dire che siamo usciti o che possiamo essere trionfanti come il nostro amico, che qualche volta lo considero un amico, qualche volta lo considero un nemico, che ci governa. Ecco, infatti dopo parleremo appunto di politiche governative, perché queste hanno un peso rilevante di tassazioni e di istanze varie degli operatori del settore e anche imprenditori. Ed insomma avete presentato, vi abbiamo anche seguito quest'estate, dei dati estrapolati per provincia, per territorio. Possiamo fare un po' un quadro? Sì. No, ecco, proprio mi aggiungo a quanto giustamente ha detto il Presidente, richiamando
un aspetto, i dati, compreso il 2,1 più del Presidente Sangalli, quindi del Centro Studi di Confcommercio, ma tutti gli altri dati che in questi mesi ci assillano, sono dati che hanno una motivazione precisa, che è quella di supportare l'azione politica. Quindi sono dati corretti, ma diciamo che rilevano i fenomeni in maniera molto approssimativa. Allora, come non dovevamo deprimerci troppo quando avevamo il segno meno, non dobbiamo cantare vittoria adesso che il segno meno sta diventando più. Infatti noi abbiamo fatto sul territorio una serie di indagini. Cominciamo per esempio con i saldi estivi, non sono andati bene. Quindi c'è qualcosa che già non quadrava e il sole aveva già fatto capolino. Poi abbiamo fatto... Fermola, andiamo per step perché così spieghiamo anche bene. Perché non sono andati bene? Qui la domanda è rivolta un po' ad entrambi. Perché diciamo, non hanno fatto affari i commercianti. Lo scontrino medio, cioè la spesa media, non è cresciuta rispetto a quella del periodo precedente e non c'è stato uno svuotamento dei magazzini. A parte che la formula un po' è vecchia, vero Presidente? Bisogna forse reinventarla, non tutti la seguono correttamente. Però attribuivamo a questo evento sempre una misura della capacità di spesa. Non solo, nonostante il più 2,1 dei consumi, la stessa Confcommercio ci ha evidenziato che per esempio i consumi alimentari sono diminuiti e i consumi alimentari incidono molto nella borsa del cittadino. Non solo, hanno ripreso un po' i consumi della grande distribuzione, ma si sono ridotti i consumi della piccola distribuzione. Allora, come diceva prima Zanon, cioè non guardiamo quello che affiora, guardiamo un po' dentro il dettaglio. Ecco allora che la percezione delle famiglie, quelle che hanno un lavoro o che l'hanno precario o che l'hanno perso, è una percezione più realistica. Oggi si vive di percezione e le cose non vanno ancora benissimo. Sì, pare ci sia un piccolo cambiamento di tendenza. Veniamo per esempio al turismo. No, aspetti che io da te, perché tocchiamo il turismo è interessante, per un capitolone. Secondo la sua valutazione questo discorso qua dei saldi, perché effettivamente abbiamo visto che a livello locale non è stata questa grande, lo diceva anche altre associazioni di categoria, dopo le dal turismo. Non scopriamo nulla nel dire che i saldi anche quest'anno, nonostante le aspettative, non hanno avuto quel boom e tantomeno in qualche caso neanche hanno raggiunto l'obiettivo minimo. Neanche l'obiettivo minimo? No, perché le poche vendite date dal tempo a prezzo normale non erano andate neanche un po' bene, quindi uno cercava in qualche modo di mediare una situazione che poi si lega molto all'aspetto bancario, perché oggi avere credito è difficile, se tu non hai la possibilità di una certa rotazione del prodotto o prima o dopo, anche se lo porti a una rendita diversa, vai ancora più in difficoltà. L'aspetto che io credo vada aggiunto a quella che è l'analisi della capacità di spesa sia anche quello fortemente di cambio di modo di pensare. Non si compra più solo e esclusivamente perché la stagione dice saldi o perché hai la cerimonia, ma si cerca di inventare di più degli abbinamenti nuovi usando quello che già si ha in casa. Cercare di essere moderni usando quello che già si ha, e quindi una persona che prima magari nelle vetrine andava alla ricerca di qualcosa a buon prezzo ma che poteva essere nuovo nel suo assortimento e guardaroba, penso soprattutto alla donna, oggi se non è proprio necessario si fa qualche sforzo di fantasia e si cerca di avere o di consumare quello che magari nel frattempo è stato acquistato e neanche mai usato. Ecco, queste due somme fanno sì che la voglia, quello che è successo per l'auto, certo. L'auto si è tenuto duro per molto tempo, finché a un certo punto la macchina è rimasta senza possibilità di viaggiare, a quel punto la si ricambia, ma con le nuove formule. Qua invece, pur avendo le nuove formule, l'e-commerce, la possibilità di acquistare addirittura per tempo e poi pagare in 1000 altri modi, insomma, la carta di credito, come per le vacanze, si fa i debiti per andare in vacanza, ecco, molta più gente rispetto a qualche tempo fa tenta di non fare delle innovazioni di spesa, magari fa delle innovazioni di consumo. Ecco, a voi risulta, restando a capitolo saldi, che in altre regioni, almeno queste erano notizie che hanno pervenute, fossero andati un po' meglio. Questo è dovuto al fatto che in Veneto si tende ad essere un po' più attenti al risparmio, come forma mentis, eccetera, oppure che la nostra regione ha risentito più tardi della botta della crisi e la sta portando anche lunga, ma in realtà i dati industriali non sembrano essere questi. No, non credo sia diversa la situazione da noi, anzi forse teoricamente altre regioni che turisticamente sono meno forti
potrebbero non avere il dato come il nostro, anche peggio. Perché noi, o bene o male, chi opera nelle città di grande flusso si difende meglio. Il lusso su Venezia e su Verona alla fine ha tenuto. Ecco, l'outlet che abbiamo noi è di riferimento per aree molto più ampie che no. Noi parliamo di media, dopo non è che tutto quanto vada in maniera negativa. La verità è che in questa situazione generale non è per tutti facile ritrovare il sorriso. Lo stiamo tentando di fare come categoria, tentando anche di trasportare alla politica le esigenze nuove. Lo stiamo tentando perché dobbiamo innovare e da questo punto di vista si sta tentando di mettere in campo tutte situazioni che prima erano solamente alla grande distribuzione, ma non c'è dubbio che il settore moda, soprattutto il settore dove il bene è voluttuario, per chi è abituato ad avere, basta pensare che il risparmio aumenta, molta attenzione nella spesa oggi non fa difetto, anzi. Ecco, un altro indicatore, proprio un secondo, che a noi è incuriosito ma che è strutturale, è diciamo, il comportamento delle imprese del terziario di mercato rispetto al credito. Terziario di mercato, spieghi bene che cos'è? Vuol dire commercio, turismo e servizi. Ciò che non è agricoltura, ciò che non è industria, esatto, ciò che non è pubblica amministrazione, ciò che non è banca. Certo. Quindi le partite IVA, diciamo così. Bene. Allora, nel 2009 c'era circa il 35% delle imprese che chiedeva credito alle banche, il 35% nel 2009. Adesso siamo rimasti al 20%. Cioè vuol dire che se un'impresa non va a chiedere credito alle banche, la motivazione di fondo è che non vuole investire nel miglioramento. È vero che potrebbe andare a chiedere i soldi anche per pagare. Investire. Non può perché la situazione economica è tale che non le consente di pensare a un futuro migliore, questo è un limite. Ecco, e di fatto anche nel 2009 venivano raccolte i 2/3 delle richieste. Adesso, sempre il Centro Studi di Confcommercio dice solo 1/3, quindi vuol dire che arrivano anche un po' scassate a chiedere questo credito. Questo è il segnale che la situazione economica ancora non riparte e che è ancora complicata. E quando voi parliamo del turismo? No, parliamo adesso del turismo, perché le ho tolto via la parola, ma proprio perché abbiamo anche una situazione un po', ci sarà la situazione politica da affrontare. Turismo. Infatti, allora, il turismo, noi diciamo che è andato bene quest'estate. Però dobbiamo andare a vedere sotto il tappeto cosa c'è. C'è i residui dei morti degli anni. Perché abbiamo fatto un'indagine, e l'abbiamo anche presentata, sul turismo della montagna, su ciò che è il turismo non marino, perché del marino si sa tutto. Allora, il turismo montano è andato benino quest'anno, il tempo favorevole ha consentito al turista di ritornare, di stare un po' in albergo, di andare sui rifugi. I rifugi si sono stati molto contenti quest'estate perché sono riusciti a vendere pasti come non sempre e a ospitare gente come non capitava da anni. Ma già nella fascia intermedia, cioè quella che è le città d'arte, le pianure, i fiumi, un pezzo del lago, hanno cominciato a macchia di leopardo, in alcuni posti bene, in altri meno bene, ma soprattutto è venuto meno un certo turismo straniero ricco, quello russo. Questo è il risultato dell'embargo che l'Unione Europea ha voluto praticare alla Russia e che su una regione turistica come il Veneto si scarica. Vuol dire che si era abbastanza appoggiata su allora, questo vuol dire che al di là del numero dei turisti e delle notti di pernottamento, nel territorio è rimasta meno ricchezza, perché un russo ha una capacità di spesa che è doppia rispetto a un turista italiano. E allora capisci, perdere un russo è come perdere 2 italiani per un'azienda. Ecco, e questo è un aspetto negativo. Poi c'è un altro, ci dobbiamo chiedere perché è andata bene. Un motivo l'ha detto Zanon, bel tempo, e su questo siamo d'accordo. L'altro è che sono tornati gli italiani perché è entrata in crisi il Nord Africa. Ma infatti volevo collegarmi proprio a questo discorso. E allora, siccome noi abbiamo la responsabilità di interpretare i fenomeni e di porre su questi fenomeni l'attenzione della politica, abbiamo già detto alla politica che il turismo non è guarito. Il turismo è fortemente malato nel Veneto e in Italia. Bisogna rivedere molte cose,
perché altrimenti, perché non siamo più competitivi, cioè non è che può andare bene quando c'è il sole, male quando piove, e quando non ci sarà neve, visto che anche diciamo, la neve, l'innevamento delle Alpi ormai sta lentamente riducendosi negli anni, dobbiamo essere così meteopatici? No. Bisogna trovare, ecco, e allora apriamo un tema, ma Massimo Zanon su questo noi adesso lo passiamo la patata bolletta a Massimo Zanon, visto che ci addentriamo sempre di più. Prima la pubblicità per pochi secondi e poi ritorniamo.